Dottor Cinquetti, partiamo dalla fine. Cosa farà adesso e come si godrà questa meritata pensione? Ma intanto bisogna un po' realizzare che cosa è accaduto. Oggi è un giorno molto particolare, 42 anni di servizio, prendo la macchina, vado al mattino tutti i giorni, vado a lavorare al mattino tutti i giorni, è un cambiamento importante. Per me oggi è quasi assimilabile a un giorno di vacanza, sì, quindi non ho ancora completamente realizzato questo, credo che sia come tutte le cose della vita una maturazione graduale. E ho qualche proposta di lavoro libero professionale. Per tenersi impegnato comunque. Sia per tenermi impegnato, sia per coltivare la disciplina, le discipline della sanità pubblica, un po' di competenza organizzativa acquisita in anni. Sto valutando perché mi piacerebbe non avere un lavoro sovrapponibile come tempi a quello che ho vissuto fino ad adesso, perché ho una grande passione ed è il trekking in montagna. Sono fermo da 2 o 3 mesi, da qualche mese, perché mi sono distorto una caviglia a ottobre, e poi col periodo olimpico abbiamo avuto un impegno molto grande e quindi la ripresa dell'allenamento è stata complicata, ma adesso conto di adesso c'è tempo magari di tornare a fare qualche camminata in montagna col dovuto impegno. Ripercorrendo un po' questi decenni in prima linea nel settore della prevenzione, appunto, qual è stata l'emergenza più difficile che ha dovuto affrontare? Ma guardi, intanto è molto interessante, commentavo questo col mio direttore generale, il dottor Dalben, stamattina in una telefonata delle 7 del mattino. Di solito ci si vedeva alle 7 del mattino, 7:15, 7:30, tutti i giorni, che abbiamo attraversato, lui è del 56 e del 57, tutta la nascita del nuovo servizio sanitario nazionale, regionale e locale, perché il servizio sanitario, la 833 del 78, è appunto del 1978, è stata implementata nel Veneto dell'80, i primi passi sono stati fatti nell'82, noi siamo entrati nei primi anni 80. Attraversato tutto questo periodo con molti cambiamenti, direi che dal punto di vista della costruzione, la costruzione appunto di un servizio sanitario diverso da quello mutualistico di prima, graduale, in cui l'elemento dell'universalità del servizio a favore di tutti, con difficoltà, perché non sempre la sanità è per tutti, ci sono ancora alcune disuguaglianze derivanti dalla condizione anche economica, alcuni accessi facilitati, però sostanzialmente per chi ha cose importanti la possibilità di essere curato è garantita. Oggi chi fa un infarto, sia povero sia ricco, va a Conegliano, in questa zona, va a Belluno nel Bellunese e viene curato da professionisti capaci indipendentemente dal censo, dalla condizione sociale, da tante cose. Questo è un valore enorme che è proprio ormai di pochissimi servizi sanitari nazionali nel mondo. Era nata come intuizione in Inghilterra, è stata presa poi e sviluppata. L'Inghilterra ha un po' perso alcuni di questi connotati, l'Italia l'ha mantenuta, nel mondo c'è molto poco di questo genere, questa universalità almeno come pensiero ultimo di servizio. Piccola osservazione: spesso si sente usare l'acronimo SSN come Sistema Sanitario Nazionale, e invece la parola è giusta, è Servizio Sanitario Nazionale, e c'è una grande differenza tra servizio e sistema. Il sistema è un'organizzazione e il servizio è ciò che io, professionista, devo fare per il cittadino che è in stato di necessità.